E come spazi alla rubrica settimanale di Gnovis dal Monte. Per riguardare Enzo Cainero, la federazione dei Fogolars Furlans dal Canada ha premiato sul Lussari il prim corridor Furlan dalla cronoschiala della targa Ielà di Alessandro De Marchi, che sul palco l'ha ricevuta dall'ismans di Andrea Cainero, svintulante la bandiera dal Friul come alle rivade. Alessandro De Marchi! L'abbraccio con Andrea Cainero per Alessandro De Marchi del team Jayco Alula, che si aggiudica questo premio speciale. Il premio speciale per Alessandro De Marchi, Jayco Alula, primo corridore friulano. Questa giornata indimenticabile per quanto riguarda il Giro d'Italia, per quanto riguarda il nostro sport. Al prim ciclista Furlan sul Lussari, Alessandro De Marchi è stata consegnata la targa dai Fogolars Furlans, dalla Federazione Fogolars Furlans dal Canada. Giotoso, c'è emozione, Bepitoso, miglior per me. Giorno alle in Canada, Beppi in Friuli. E allora, Bepitoso, c'è emozione, se vuoi. Tanta emozione grande. E sono sempre stato emozionato. L'anno passato ero a Madonna di Monte, che vi ho presentato l'Antie, però non vi potuto presentare come è stato presentato voi e tal Lussari. Tanta emozione e sono orgoglioso di presentare questo trofeo a un Furlan che l'ha vinto, il mio Furlan da Friuli. E credevo che il chiappasse Milan, però De Marchi sono tutti e due di buie. Sì, sono stati premiati tutti e due, un con la Maia Ciclamino, un come il Prim Furlan. Bieli o di spettacolo sullo stadio? Un spettacolo fenomenale. In tutto il mondo, anche in Canada. In tutto il mondo, in Canada, io nel Friuli, ok? Il Friuli che sarebbe una piccola regione, però è una grandissima talcur di tutti i Furlan del mondo. E da ora c'era la 21esima edizione di Studiare in Friuli, il progetto che permette ai figli e nevoti di corregionali emigrati in tal foresta di età dai 15 ai 17 anni, selezionati attraverso un bando pubblicizzato ogni anno di Ente Friuli dal Monte, dalla rete dei Fogolars Furlans, di frequentare un periodo di studi in un istituto superiore dalla nostra regione. Inviati in tal 2001 con l'obiettivo di favorire scambi culturali, il progetto è il risultato di una solida collaborazione entre istituzioni e realtà pubbliche e private, il Convegno Nazionale Paolo Diacono di Cividat, l'Ente Friuli dal Monte, la Fondazione Friuli, la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune e la Banca di Cividat. Primi tornati a casa 20 studenti argentini di Vinince Furlane, accompagnati dal professor Giorgio Cromaz e dal Convite Cividin, si sono chiatati dalla sede dall'ente col presidente Loris Basso per la rituale visite dalla fin dalle corse. Allora, sentili speraulis di Loris Basso. Ecco, si cata sede dall'ente Friuli dal Monte a salutare tutti i fruttasche mularie che vengono da Argentina, perché il bellissimo progetto grazie al convito Paolo Diacono di Cividat, che ringrazio per l'ospitalità, a quel progetto Studiare in Friuli. E sono più di 23 edizioni con la pandemia a Miez, quindi abbiamo portato qua dall'Argentina più di 400 giovani. E io dico grazie a loro, alle famiglie, grazie agli accompagnatori di questo progetto che continueremo sicuramente col tempo a fare, e io spero di vi su un altro progetto che è di valore identitario con l'Università di Udine, perché quando si laureeremo torneremo in Friuli a chattarlos. Grazie e mandi. Mandi a voi. Candela, saluto, i Furlani. Mandi di cuore, grazie. E anche per Usgnotte alle Dute, Gnovis, ma non so se torna domani, non credo, no, non c'è domani. E anche per Usgnotte alle Dute, Gnovis, al torna l'Unis, sempre stesse ore, mandi e buone serate dei Viodici.